L'università, i problemi e i contatti col mondo del lavoro, in diretta il rettore dell'Ateneo di Padova, Vincenzo Milanesi. Parliamo adesso di università e lo facciamo con il nostro ospite in studio, il professor Vincenzo Milanesi, rettore dell'Università di Padova. Prima vediamo insieme però una scheda informativa realizzata da Elisa Billato. Universia Universis Patavina Libertas, l'Università di Padova, ovvero il secondo ateneo più antico d'Europa, fondato nel 1222. Da secoli fucina di saperi, sede di ricerca, di sperimentazione, di progresso. Pico della Mirandola, Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovan Battista Morgagni, William Harvey sono solo alcuni dei nomi legati nei secoli all'Ateneo. Qui ha avuto inizio nel XVI secolo lo studio della medicina e dell'astronomia. L'università di oggi conta 66.000 studenti, 2.400 docenti, 13 le facoltà, 91 i corsi di laurea triennale, 75 i corsi di laurea magistrale, 71 master, 67 scuole di specializzazione. Un'università leader nel campo della ricerca, tra le scoperte più recenti quella delle cellule staminali nel liquido amniotico, una nuova macchina della verità, una nuova tecnica di fecondazione assistita. Ciclicamente, professore, si parla di fuga di cervelli dalla nostra università. Che cosa si può fare per fermarla? Dobbiamo cercare di offrire ai giovani che si laureano nei nostri atenei, che frequentano il dottorato di ricerca da noi, quelle condizioni che altrove trovano più facilmente. Carriere più rapide, stipendi più accettabili e soprattutto condizioni di lavoro scientifico che consentano a loro di ottenere i risultati che potenzialmente sono in grado di raggiungere. Per far questo ci vogliono finanziamenti adeguati e un'organizzazione migliore nelle università, proprio a vantaggio dei giovani che si affacciano sulla scena accademica. Ecco, uno dei principali problemi dell'università è appunto quello del reperimento di fondi. Lei ha capo di una cordata di rettori che si batte, ecco, per il reperimento di questi finanziamenti. Il governo ha promesso queste fondazioni, ma che cosa si deve fare, che cosa si può fare, a che punto è questa battaglia? È una battaglia difficile. Sappiamo che nel nostro Paese la ricerca e la formazione superiore nelle università è complessivamente meno finanziata di quanto non accade in altri Paesi europei. Lasciamo da parte Stati Uniti e Giappone che ci surclassano come fondi a disposizione. Certamente i tagli sul fondo di finanziamento ordinario, quelli ministeriali, sono tagli pesanti. Non riusciremo a uscire dalle difficoltà esclusivamente puntando a un finanziamento che venga dal mondo privato, che purtroppo in Italia, il mondo imprenditoriale, non ha sufficiente fiducia per investire risorse considerevoli nel mondo accademico. Quindi è un problema di mentalità. È un problema di mentalità, un problema di cultura in senso antropologico. Un problema per il quale anche le università si sono messe in discussione, hanno cercato di aprirsi al mondo esterno, ma come si può dire con una battuta, per ballare il tango bisogna essere in due. Quindi sentiamo ora insieme quali sono le richieste degli studenti. Secondo me sarebbe una cosa buona, appena finiscono i corsi, finiscono le lezioni, di non mettere subito gli esami, ma dare un po' più di tempo per ripassare. Una richiesta da fare al rettore e ai professori quale potrebbe essere? Prendere meno persone inizialmente in modo che poi ci siano più possibilità di inserimento anche nel mondo del lavoro. Migliorerei il momento della registrazione dei voti, per esempio, che a volte bisogna aspettare troppo tempo, anche gli stessi esami a volte si prolungano per tutta la giornata. Forse si potrebbero potenziare i rapporti ancora più con le industrie, con le aziende. Il rapporto con i docenti non è molto personale, però è una cosa dovuta al fatto che ci sono moltissimi studenti. La nostra università è un'università assistenzialistica che assegna la borsa di studio a qualsiasi studente presenti la domanda, presenti la richiesta e che presenti una scheda ISEE sotto i 18.000. Bene, queste le richieste, a lei ora trovare la risposta. Un ateneo che ha le dimensioni del nostro fa fatica a dare una risposta a tutti i problemi.
ci stiamo impegnando molto naturalmente. Se pensiamo che sono circa 36.000 gli studenti che si sono affacciati quest'anno per le prescrizioni alle diverse facoltà, se pensiamo che sono oltre 65-66.000 gli studenti iscritti, non è facile dare una risposta personalizzata, soprattutto in alcune facoltà, dove il nostro impegno è quello di aumentare la disponibilità di docenti, cosa che si scontra con il blocco del turnover di cui parlavo poco fa. Uno dei problemi è anche la scollatura che sembra esserci appunto tra mondo dell'università e mondo del lavoro. Vediamo il servizio. Spero comunque abbia sbocchi concreti nella vita. Per ora non so ancora dove orientarmi. Spero di riuscire ad avere un lavoro per il quale abbia studiato. Cosa si può fare di più? Ma intanto promuovere l'imprenditoria ad opera dei professori, far capire ai docenti, e ancora di più, già lo stanno capendo molto bene, ma speriamo che lo facciano ancora di più, che è importante utilizzare nel mercato i risultati applicativi della propria ricerca. L'anello di congiunzione fra le università e l'industria è la ricerca, cioè è l'innovazione, che dovrebbe poi ritornare in termini fruttiferi dall'università all'industria. Una delle polemiche più recenti è stata quella innescata anche dal presidente degli industriali del Veneto, Andrea Riello, che appunto diceva l'università come torre d'avorio. Lei e i suoi colleghi avete già risposto in parte. Beh, diciamo che l'avorio è diventato un materiale così prezioso che non ce lo possiamo più permettere. Fuori di metafora e a parte la battuta, c'è una grande volontà all'interno degli atenei, diversamente da quanto era alcuni anni fa, di aprirsi ad un dialogo fruttuoso, costruttivo, senza pregiudiziali da nessuna delle due parti con il mondo imprenditoriale. Ci auguriamo che gli sforzi che stiamo facendo possano trovare un positivo epilogo e per questo stiamo lavorando anche intensamente in questi giorni. Molto in breve, quali le facoltà più gettonate e quali offrono maggiori opportunità di lavoro? Facoltà con un alto numero di iscritti sono ingegneria, psicologia, scienze politiche, lettere. Più o meno tutte le facoltà offrono opportunità di lavoro, bisogna che ci sia forte motivazione e impegno da parte dei giovani. Bene, io la ringrazio per essere stato Grazie nostro ospite e speriamo di vederla presto.